Siamo a fine partita con Luca Zambataro, con il giovane play 2005 del Gravina. Luca, è stata una partita che è finita abbastanza male, però dal tuo punto di vista personale come l'hai vista, come l'hai vissuta? Io dal mio punto di vista personale sono molto contento perché ho avuto minuti, ho avuto spazio. Potevo fare sicuramente molto meglio, perché comunque potevo fare molto meglio, però sono contento di aver avuto spazio. Mi dispiace perché abbiamo giocato veramente male come squadra. 30 punti in casa. Però la Basket School comunque è una squadra abbastanza importante, vai, hai avuto a che fare con Mancasola, che è comunque uno dei giocatori più importanti della serie. Assolutamente sì, infatti sono stati tutti bravi ragazzi, gli avversari sono veramente forti, ma veramente forti. Come stai vivendo questa esperienza con la C-Gold a livello di impegno tuo personale? Immagino te alleni tanto, hai... Sì, mi alleno molto, però sicuramente ti ripaga perché ad esempio oggi ho giocato una quindicina di minuti. Mi trovo molto bene col gruppo, siamo un gruppo molto unito, come sempre qua a Gravina. Però l'impegno ripaga perché ora sto giocando, ad esempio, è la cosa più bella sicuramente. E nelle giovanili come sta andando? Nelle giovanili un po' male, siamo una squadra tutti gli anni annata più piccola, 2005-2006, essendo il campionato 2004-2005. Under 19? Under 19, sì, quello faccio. Sì. Però niente, ci divertiamo, tanto i ragazzi questo devono fare e migliorare piano piano. E crescere, giusto? Assolutamente sì. Grazie mille Luca. Grazie a te. Vediamo se c'è qualcun altro e torno subito.